buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Ucciso nelle campagne di Monreale, un bracciante agricolo è stato trovato morto in macchina, raggiunto da colpi d'arma da fuoco, probabilmente un fucile. Tra demoni e follia, senza fine la scoperta degli orrori nella strage di Altavilla. A uccidere la madre dopo giorni di torture sono stati i due figli più grandi. Dopo uno di loro, sedicenne, è stato a sua volta seviziato e assassinato. Catania appesa a un filo la vita di Hannah, la giovane irlandese investita sulla circonvallazione. Sulla sicurezza nelle strade, il sindaco Trantino al nostro TG. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità. Le mani della mafia sugli stabilimenti balneari di Catania, scoperta una mega truffa per prendere in gestione uno dei lidi della Scogliera. 3 persone indagate, 2 legate al Clan Cappello, scattato il sequestro dei beni. Palermo, secondo giorno d'acqua razionata, quartieri a secco e disagi per i cittadini. Un piano sperimentale che durerà mesi, sperando che possa tornare a piovere. Sesso con sconosciuti e allarme per il caso della 14enne rimasta incinta dopo aver partecipato a una delle sfide online ormai del tutto fuori controllo. La sex roulette, al TG Sicilia la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Il sesso non è una sfida. Dopo giorni di polemiche, il film su Messina Denaro, Idu, arriva al cinema. Ieri sera l'anteprima a Catania, presenti i registi siciliani e il protagonista Elio Germano. Calcio, il Catania reduce da 2 vittorie consecutive vuole continuare a fare bene. Sabato al Massimino arriva all'Altamura. Toscano potrebbe cambiare qualcosa in attacco. Bentrovati, un bracciante agricolo è stato trovato morto nelle campagne di Monreale. Era in auto, il corpo raggiunto da colpi d'arma da fuoco sembra un fucile. Marco Gullà. Ucciso in queste campagne, siamo a Grisin, territorio di Partinico, nel Palermitano. Un bracciante agricolo, Salvatore Di Salvo, 69 anni, è stato trovato morto in questa stradina rurale. Il suo corpo era all'interno di un'automobile in aperta campagna e ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco. Sembra un fucile. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico. L'hanno scoperto i suoi familiari, che non riuscivano ad avere notizie del 69enne dopo che era uscito questa mattina per lavoro. L'assassino l'ha sorpreso dentro la vettura. Sul posto in molti conoscevano Salvatore Di Salvo. Una brava persona per me era. Io non è che lavorava con lui, sapeva le cose di lui. Abbiamo terreno una volta da Pratte, noi conosciamo pochissimo, ma ora passavamo contatti. Nel passato di Salvo c'è qualche precedente per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude nessuna pista. Tra demoni e follia sembra più macabra, sempre più macabra, la ricostruzione della strage di Altavilla Milica. La madre è stata uccisa dai figli più grandi dopo una settimana di torture. Lo ha raccontato l'unica superstite sotto processo davanti al Tribunale dei minorenni, Manlio Viola. Antonella Salamone, la prima vittima della terribile strage di Altavilla, non sarebbe stata uccisa dal marito Giovanni Barreca, ma addirittura dai suoi 2 figli maggiori. Dopo una settimana di orrore, torture e privazioni, la primogenita 17enne, Miriam, attualmente sotto processo davanti al Tribunale dei minori, e il fratello 16enne, Kevin, poi ucciso anche lui, l'avrebbero presa a calci mentre era legata sul pavimento della cucina della loro villetta. Per gli inquirenti sarebbero stati loro a darle il colpo di grazia nella Villa degli Orrori, dopo giorni di torture inferte dagli stessi figli, dal marito Giovanni Barreca e dalla coppia di predicatori palermitani Sabrina Fina e Massimo Caramdente. Un elemento che finora non era emerso nella ricostruzione della strage di febbraio, una mattanza che avrebbe visto Kevin poi passare da torturatore a vittima, a sua volta anche lui seviziato e ucciso dopo la madre. Con loro in quei tremendi giorni è stato massacrato anche il piccolo di casa Barreca, Emanuel, di soli 4 anni. Padre, figlia primogenita e la coppia diabolica
diabolica avrebbero voluto così scacciare i demoni dai corpi della donna e dei due ragazzini. Il piccolo Emanuele sarebbe stato ucciso subito dopo la madre e sarebbe morto per asfissia. A raccontare i giorni dell'orrore è stata proprio Miriam nella prima udienza del processo che si sta celebrando con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale per i minorenni Nicola Aiello. La primogenita ha raccontato che tutti insieme hanno schiacciato il piccolo Emanuele per far uscire i demoni dal petto. Per 3 ore la ragazza ha risposto alle domande della procuratrice per i minori Claudia Caramanna. Fredda e distaccata, la ragazza ha ripercorso quei 10 terribili giorni senza mai mostrare il minimo pentimento. E nonostante tutto, dopo la morte di madre e fratelli, doveva toccare a lei. Ancora ad Altavilla Milice, ma per un altro fatto di sangue. Finiscono in carcere con sentenza definitiva i 2 killer dell'imprenditore Vincenzo Urso, ucciso nel 2009. Sono Pietro Erco e Luca Mantia, che avrebbero incassato 20.000 euro per il delitto. Devono scontare rispettivamente l'ergastolo e 21 anni di reclusione, sentenza definitiva. Già condannati i mandanti, volevano eliminare Urso perché gli faceva concorrenza nel settore del movimento terra. Catania è appesa a un filo la vita di Hannah, la giovane irlandese investita sulla circonvallazione. La polizia municipale ha già sentito l'investitore, mentre si fa più aspro il tema della sicurezza stradale in città. Al microfono di Tonino De Mana, il sindaco trentino: dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità. È appesa ad un filo la vita di Anna, la giovane irlandese travolta da un'auto sul viale Andrea Doria e ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Marco, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre il trauma cranico riportato nel terribile impatto con la sbarta e sul selciato. La polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità dell'investitore, negativo all'alcol test ed uno dei primi a chiamare soccorsi. La sua testimonianza sarà fondamentale per capire cosa è realmente successo domenica pomeriggio, se si sia trattato di una distrazione, se l'incidente possa essere stato causato dalla velocità, dal sole che potrebbe aver disturbato la visibilità dell'automobilista stesso, o se la ragazza, uscita per fare jogging, abbia attraversato o meno sulle strisce pedonali e se fosse in qualche modo distratta. Intanto si continua a dibattere sulla sicurezza stradale con i social a fare da cassa di risonanza e con il sindaco trentino turbato per le sorti di Anna, che deve fronteggiare anche gli attacchi dell'opposizione. Sono pronto a pigliarmi tutti gli attacchi che vogliamo, poi però c'è il momento in cui dobbiamo comprendere quali sono le possibili soluzioni rispetto ai problemi, dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità, anche l'amministrazione. Noi adesso rifletteremo su questo discorso del sovrappasso. Ciascuno di noi, io per primo, dobbiamo sempre stare attenti nel rispetto dei limiti di velocità. Mentre si discute, la povera Anna lotta per la vita in un letto d'ospedale. Restiamo a Catania, una mega truffa con tanto di finta società svizzera per prendere in gestione uno stabilimento balneare della Scogliera. 3 persone sono indagate, comprese 2 donne legate al clan Cappello. È scattato il sequestro dei beni. Eva Spampinato. Dietro la gestione dello stabilimento balneare Miami Lounge Beach del lungomare di Catania c'era una finta società svizzera, ma con veri nomi e personaggi catanesi, 3, tra cui 2 donne legate al clan Cappello, che avevano messo in piedi una intricatissima truffa dall'acuto carattere finanziario. Insomma, un solido piano di business grazie al quale i 3 sarebbero riusciti ad accaparrarsi la gestione del lido per ben 2 anni. Ma dopo complesse indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Catania, su richiesta della procura e su ordine del tribunale, hanno sequestrato beni per 3 milioni al pregiudicato di Caltanissetta Salvatore Pistone e alle catanesi Anna Laura Comparato, 28 anni, e Giovanna Maria Salvo, 51 anni, pregiudicata. Tutti e 3 sono indagati per truffa e le 2 donne anche per falso in atto pubblico. Nella prima fase della truffa, iniziata nel 2021, Pistone si è finto legale rappresentante di una società svizzera che esiste ma è totalmente all'oscuro della vicenda e ha avviato le trattative iniziali con il titolare dello stabilimento per convincerlo a firmare. Un'offerta economicamente molto allettante e sulla carta anche sicura, visto la mole di documenti prodotti per i quali anche i carabinieri hanno dovuto scavare a fondo, analizzando migliaia di pagine, movimentazioni bancarie, conti correnti, contatti con i fornitori per capire dove fosse la truffa. Alle donne del clan Cappello invece il ruolo di occuparsi in concreto della gestione e della promozione dell'attività, che adesso è stata affidata in custodia giudiziaria all'amministratore individuato dal tribunale.
Catania finalmente più pulita è l'obiettivo dell'amministrazione per restituire decoro alla città coperta di cenere e rifiuti. La nuova strategia presentata a Buongiorno Sicilia stamane dall'assessore all'ecologia Pesce, che ha anche fatto il punto sulla raccolta differenziata. Desiree Ferlito. Catania più pulita, e questa la missione dell'amministrazione Trantino per restituire decoro alla città, messa a dura prova da cenere e rifiuti. Catania più pulita passa dalla nuova strategia voluta dall'assessore all'ecologia Massimo Pesce, che l'ha illustrata a Buongiorno Sicilia. La fase sperimentale è già partita dall'Ottocentro, zona particolarmente frequentata dai pedoni. Abbiamo suddiviso un'area in 6 microaree, inglobando ovviamente un percorso prestabilito, prendendo a riferimento alcune piazze della città e concentrando in maniera diciamo più importante con un sistema misto che comporta un intervento manuale di spazzamento e un sistema meccanizzato. L'impegno dell'amministrazione comunale è rendere la città più vivibile. Sono già 5.000 le tonnellate di cenere lavica rimossa dai marciapiedi della città. Se i risultati di questa fase saranno quelli sperati, il piano sarà esteso agli altri quartieri cittadini. Non marginale in tema di pulizia la raccolta differenziata in città, tanto si è fatto per raggiungere il 33% di rifiuti differenziati, ma si lavora ancora per arrivare agli standard richiesti. Tra le strategie messe in atto dal Comune di Catania, lo ricordiamo, l'apertura di nuove isole ecologiche, una maggiore azione repressiva, oltre che, tema centrale, la collaborazione di tutti i cittadini. La collaborazione col cittadino è contestualmente anche un'azione repressiva per chi non si vuole adeguare a quelle che sono le regole. Possono certamente migliorare la raccolta differenziata in questa città, che poi, parliamoci chiaro, è l'elemento importante per poter consentire di poter pagare meno di Tari. Ci trasferiamo a Palermo per il secondo giorno di razionamento dell'acqua, quartieri a secco, disagi per i cittadini. Al momento non c'è una data per la fine di questo razionamento, si spera nelle piogge autunnali. Marco Bullà. Rubinetti a secco e disagi. Palermo fa i conti con il razionamento. Oggi un altro giorno di stop all'erogazione dell'acqua in alcuni quartieri del capoluogo. Un piano sperimentale per preservare l'acqua in vista dei prossimi mesi, con la speranza che ovviamente possa tornare a piovere. Abbiamo ancora risorse pari a circa 20 milioni di metri cubi, che ci consente insomma di utilizzare questo scenario almeno fino a gennaio 2025. Sicuramente ci possono essere delle modifiche se ci possono essere appunto questa mancanza di piogge, queste significative evaporazioni per le alte temperature che si riscontrano in questo periodo, e quindi terremo in conto tutte quelle che sono eventualmente le variabili. Le prime ore di razionamento hanno già trasmesso dati positivi. Abbiamo visto che abbiamo immesso un volume di circa 4-5 mila metri cubi di acqua in meno rispetto al precedente, quindi significa che abbiamo limitato appunto l'uso di questa quantità di acqua, almeno dal prelievo degli invasi. Al momento non c'è una data al fine razionamento in attesa delle piogge autunnali. Gli ispettori della Regione bozzano la cardiochirurgia pediatrica del civico di Palermo, dove ad aprile è morto un bimbo di 8 anni dopo 3 interventi al cuore. Intanto il comitato dei genitori del centro di Taormina torna a temere il possibile trasferimento del reparto e chiede un incontro con Schifani. Roberta Lunghi. Si abbatte la scure degli ispettori inviati dalla Regione alla cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo. Nel reparto ad aprile morì a soli 8 anni Cristian Trapani dopo 3 interventi chirurgici. Una relazione che evidenzia molte criticità, dalla mancanza di un primario alla carenza di personale, di attrezzature, di materiale sanitario e la questione della sospetta non presenza dei medici milanesi nei casi prestabiliti. E poi i numeri assai distanti dagli standard di sicurezza delle almeno 250
50 procedure l'anno. Nel gioco delle inchieste sul reparto dopo procura e civico, l'esito di quella della regione voluta dall'assessore Volo rischia di creare i presupposti per una frattura con il San Donato di Milano fino alla rescissione del contratto per l'appalto triennale da 8 milioni di euro per gestire il centro palermitano. Sul versante orientale dell'isola intanto si levano gli scudi dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per un'ipotesi non gradita. Ci potrebbe essere la possibilità che il CCPM di Taormina venga spostato in altra struttura. Il comitato dei genitori ha lottato contro la paventata chiusura e adesso, con nelle mani al momento solo una proroga di attività fino a luglio 2025, trema l'idea che il centro possa cambiare casa. Per noi è fondamentale che rimanga a Taormina per mantenere la stessa funzionalità, le stesse caratteristiche e lo stesso grado di eccellenza che ha permesso di diventare veramente un centro eccezionale. Il comitato adesso chiede un incontro con il presidente della regione Schifani, a cui, si legge in una nota, abbiamo dato piena fiducia affidandogli il mantenimento del centro e la vita dei nostri figli. Sale di tono la polemica sulla composizione dell'amministrazione di Palermo dopo lo scontro fra il governatore Schifani e Davide Faraone. Ora è il PD a invitare Italia Viva a uscire dalla giunta per allearsi all'opposizione a sinistra. Maglio Viola. E bufera su Salvatore Orlando, assessore della giunta di Roberto Lagalla a Palermo, protagonista del percorso che ha permesso di risolvere la drammatica situazione delle sepolture al comune di Palermo e attualmente impegnato nel difficile piano di recupero e rifacimento di strade e marciapiedi massacrati della città. Orlando è l'assessore espressione di una lista civica di estrazione Italia Viva, finita nella bufera dopo lo scontro fra Davide Faraone e il governatore Renato Schifani. Mentre il presidente della regione è in pressing sul sindaco al quale chiede di escludere proprio Italia Viva dalla giunta, adesso anche il PD chiede ai renziani di mollare la galla. Per Anthony Barbagallo, segretario del partito in Sicilia, è giunta l'ora di una nuova alleanza a sinistra contro lo strapotere di questa destra. Anche Faraone sembra intenzionato a ridare vita ad un'alleanza a sinistra, come dimostrano le sue critiche al governo regionale ormai sopra le righe. Ma la Galla non sembra invece intenzionato a mollare il suo utile assessore, così come resta in assoluto silenzio anche lui, Totò Orlando, anche se adesso non può più escludere un rimpasto né lui né il suo assessore. Un problema politico non da poco, visto che la lista civica nella quale ci sono gli uomini e le donne di Italia Viva è stata sponsorizzata proprio da lui, il sindaco Roberto Lagalla, ora tirato per la giacca da destra e da sinistra. Qualcosa si muove dunque a sinistra per cercare di riconquistare il terreno perso, ma a destra il percorso è chiaro e tutti i partiti fanno quadrato, lasciando al primo cittadino il cerino in mano. Sesso con sconosciuti e allarme per il caso della 14enne rimasta incinta dopo aver partecipato a una delle challenge online ormai del tutto fuori controllo, la sex roulette. La psicoterapeuta Maria Rita Parsi al microfono di Francesco Aloi. Sex roulette ma anche Calippo e Chinotto Tour, challenge che attraggono sempre più giovani, sfide che ruotano attorno al sesso. Sfide no, non ci devono essere sfide. La sessualità non può essere un gioco di sfida, la sessualità è qualcosa che dà identità, che dà valore alla vita, che dà piacere alla vita. E così invece diventa uno sfruttamento ignobile del corpo delle donne. Ma chi partecipa a questi giochi, se così possono essere chiamati, lo fa di propria volontà. La storia della 14enne di Roma, messa incinta durante una sex roulette, è venuta fuori per caso durante un incontro sulla sessualità a scuola. Rimanendo incinta ha perso la sfida. Sì, perché ci si incontra prima sui social, poi dal vivo. Dopo i rapporti, senza alcuna protezione, chi resta incinta perde ed è fuori dal gruppo. Nessuno parla di contraccezione, nessuno parla di diaframma, nessuno parla di spirale, di modalità per le quali può approcciare il sesso facendo grande attenzione a quello che può capitare.
perché c'è la prevenzione. E se queste sfide sono sempre più diffuse, deve aumentare anche il controllo dei genitori verso i figli, già da quando sono piccoli. Questo è l'appello che lanciano gli esperti. Le bambine, future donne, hanno diritto a tutta una serie di formazione e informazione che vale anche ovviamente per i maschi, ma che per loro deve diventare un codice di diritto reale per difendersi da quello che può capitare in società dove non c'è educazione sessuale. Non solo, ma questi siti online come Sex Roulette meriterebbero di sicuro controlli severi da parte della polizia postale. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, il Catania che lavora per il tris di vittorie sabato con l'Altamura. State con noi. Con il cinema, dopo giorni di polemiche, il film su Messina Denaro, Iddu, l'ultimo padrino, arriva nelle sale. Ieri sera l'anteprima a Catania, presenti i registi siciliani e il protagonista Elio Germano. Eva Spampinato. Ma io lo sto benissimo quali sono i buoni e quali sono i cattivi. Iddu, l'ultimo padrino, arriva finalmente al cinema dal 10 ottobre nelle sale italiane e il pubblico potrà dare il proprio giudizio sulla tanto discussa pellicola che narra un periodo della vita del boss di Castelvetrano. Il film nasce molti anni fa, nasce dallo studio dei pizzini di Matteo Messina Denaro che erano già noti alcuni anni prima dell'arresto. Ieri l'anteprima a Catania, dopo un lungo tour nelle principali città siciliane, alla presenza dei registi siciliani Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Il film parla di come un mondo ruota intorno a una figura. Questo mondo nel quale tragico e ridicolo sono inscindibili ed è un mondo con il quale ci troviamo oggi a confrontare comunque. Di quello che ti dico e che facciamo, non è parlare con molto. Il film isola alcuni episodi per affrontare quella che per noi è una pagina nera della storia non di Sicilia ma d'Italia, cioè una latitanza di un signore così ricercato che dura 30 anni. Allora lì è giusto farsi delle domande e noi ce le facciamo anche facendo entrare in modo strano da una porta laterale la commedia, cioè il grottesco, il ridicolo, perché il mondo intorno al latitante per noi è anche da dissacrare attraverso il ridicolo. Mio padre tante cose mi insegnò, ma essere speratoso, no. Lo strepitoso Elio Germano interpreta il super boss latitante che l'occhio dei registi e le carte della magistratura tratteggiano come un narcisista patologico manipolatore che citava poeti e filosofi. Il personaggio penso che si commenti da solo, insomma, non è che devo stare qua a giudicarlo io. Al fianco di Elio Germano, una grande maschera del cinema italiano, Toni Servillo, veste i panni di Catello, politico di lungo corso, realmente esistito, che dopo il carcere collaborerà con i servizi segreti per aiutare a catturare il boss. Io sono una vittima, io sono innocente. Sei morto, come il tuo amico Don Gaetano. Il film diventa un simbolo per parlare di altro, per parlare, come speriamo che faccia, il film di noi più che di una altra persona, cioè che ci faccia insomma specchiare anche un po' nei nostri atteggiamenti quotidiani, insomma. Il film è liberamente ispirato ai fatti accaduti, la colonna sonora è del cantautore siciliano Colapesce. Adesso il calcio, il Catania, reduce da 2 vittorie consecutive, cercherà sabato il tris con l'Altamura. Toscano potrebbe affidarsi a una squadra vicina a quella vista nel secondo tempo di Caserta. Marco Carli. Insistere è quello che aveva chiesto Toscano prima della partita con la Casertana. La sua squadra ha obbedito. Il Catania è andato sotto, ha subito l'infortunio di Lunetta, ma ha insistito, rimontando e vincendo. Il tecnico chiederà di farlo anche adesso, prima della 9ª giornata e in vista della partita interna con il team Altamura. L'obiettivo evidente è quello di restare lì davanti. I rossazzurri hanno affrontato un avvio di campionato con le migliori della classe. Per esempio le 3 che occupano la vetta con un punto di vantaggio rispetto agli etnei sono già passate dal Massimino.
Ora tocca ad avversari meno altolocati, ma non per questo il Catania può abbassare la guardia, anzi Toscano chiede sempre di aumentare il ritmo e l'ultimo quarto d'ora di Caserta in tal senso è esplicativo, perché il Catania ha cambiato nel finale il trend di un incontro bloccato con la forza dei suoi innesti. A proposito, con il team Altamura non si attendono enormi cambiamenti. De Rose deve ancora aspettare per il rientro, Lunetta è reduce dallo stop di Caserta. Possibile che Toscano riproponga la difesa vista dopo l'ingresso di Ierardi con l'ex Vicenza dunque, di Gennaro e Castellini. A centrocampo nessun rientro dunque e solite rotazioni davanti, magari con D'Andrea e Inglese dal primo. Troppo presto per parlare di scelte, mai presto, secondo Toscano, per continuare a crescere. Il Catania, reduce da 2 vittorie di fila, per dirla con il tecnico, vuole insistere. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 20, buon pomeriggio.